primo libro pubblicato, Il romanzo del vino, premio Veronesi. Sì, no, adesso io non voglio, però insomma è stata anche, sai, quando c'è Le congiunzioni esatto, l'occasione, il momento giusto, insomma, in questo momento sarebbe stato tutto più difficile, in quel momento lì, parliamo di 87-88, io ho cominciato nell'87 a far vino e se ci ricordiamo nell'86 uscivamo dal grande oblio del metanolo ed c'era la necessità di un rinascimento e chiunque avesse messo un po' di pancia e un po' di slancio, un po' di passione, conoscenze anche per comunque. carità, però è stato un po' facile, ecco, in quel momento lì. Oggi sarebbe tutto molto più difficile. Oggi sono circondato di colleghi bravi, forse molto più bravi anche di me, in un momento in cui il mercato e il mestiere è un po' più saturato rispetto a una volta. Ovviamente il tempo poi in qualche modo cambia le carte in gioco, ma però in qualche modo poi mettiamo in fila queste tue esperienze letterarie. 2008, secondo libro, Vino Sofia. Vino Sofia. Il primo libro, Il romanzo del vino, era una storia di viaggi, aneddoti, storie e appunti, no? Da un cassetto sono stati ordinati in un libro. Vino Sofia invece è una sorta di scommessa perché è quella che diciamo, abbina il vino a stati d'animo diversi, non soltanto ai cibi, ma anche a momenti della vita diversi, a età e emozioni diverse. Spesso noi abbiamo in mano un bicchiere perché in quel momento abbiamo un particolare momento di gioia, di tristezza, di riflessione. No? E c'è un bicchiere per ogni momento della vita. E poi c'è Vineide, che è il lavoro successivo. Tutti i primi tre sono stati fatti in squadra con Giovanni Negri. Il terzo, che è Vineide, è una storia improbabile di un giornalista che avrebbe vissuto 2000 anni, che intervista da Giulio Cesare a Marilyn Monroe per cercare qual è il segreto del vino, tanto che l'ultimo libro si chiama proprio Romanzo segreto, perché ed il lavoro è uscito adesso in ottobre dello scorso anno, è un libro che racconta come dietro ogni bicchiere ci sia in verità una storia, un segreto e delle cose che non si riuscirà mai a scoprire veramente fino in fondo. Di chimica e di biologia si è capito ormai quasi tutto, ma dei miti e le leggende di un bicchiere di vino c'è ancora tanto da scoprire. Che ci sono esatto. Il libro è diviso in tre tempi, una parte legata all'antichità e quindi all'emotività che viene riconosciuta dai miti, le leggende, le storie interpretate, i racconti ideali, no? C'è la parte ultima che invece è altro motivo di emozione nel vino, rappresenta la vision, la visione, il futuro e cosa succederà domani, che quindi incuriosisce tutti gli appassionati di vino per capire qual è il mondo che affronteremo probabilmente domani. Qui è raccontato un po', dove una delle voci, l'hai detto tu prima, è proprio nella ricerca del linguaggio universale, di usare la musica, l'arte, quella sinestesia per poter rendere il vino un prodotto comprensibile anche da un pubblico che non è necessariamente esperto, ma che coglie nel vino, nella sua vibrazione, cioè che ha un approccio al vino dall'angolo in cui è più sensibile. Uno è un grande artista o un grande appassionato di musica, ogni vino ha una sua musicalità. Entriamo a conoscere il vino da quell'aspetto lì. Questo produce passione, sentimento e poi c'è la parte centrale però. Questa cosa, e con questo chiuderemo probabilmente l'intervista perché non posso andare oltre. Questa parte centrale l'ho montata e smontata 10 volte ed è l'oggi. Il titolo di questo capitolo centrale si chiama Dal vino all'aceto e racconto di come l'uomo sia lo specchio il vino sia lo specchio dell'uomo e come oggi l'uomo stia andando un po' in aceto. Ci sono dei passaggi che fanno un po' riflettere e pensare su come non si stava meglio quando si stava peggio, ma quando nel vino si ricercava la bellezza e oggi non è più così ed è un grande peccato. E io ci provo però, continuo a crederci e il futuro che vedo nella terza parte mi dà ancora una speranza, però il presente è fatto di alcuni punti di riflessione su cui dovremo tornare a ragionare tutti. Allora io ti do l'appuntamento a una prossima intervista dove parleremo di bellezza. Bravo, perché è chiuso sulla bellezza e secondo me è la prossima sfida. Fantastico, grande Grazie piacere. ancora.